I consiglieri regionali del Partito Democratico Jonathan Montanariello e Vanessa Camani hanno presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per chiedere quali misure intenda adottare la Regione Veneto per evitare che i cittadini, in particolare gli anziani, subiscano disagi legati alla riduzione dei servizi di Poste Italiane. Dal prossimo 16 dicembre, infatti, Poste Italiane ha previsto una riorganizzazione che coinvolgerà 67 uffici postali in tutto il Veneto, con chiusure, riduzione di orari e di giorni di apertura. Montanariello e Camani sottolineano che questa razionalizzazione impatterà maggiormente sugli anziani, spesso costretti a fare affidamento sugli uffici postali per le operazioni quotidiane. Molti saranno costretti a spostarsi verso le sedi più distanti o a utilizzare servizi di home banking, opzione spesso poco accessibile per una parte della popolazione scarsamente digitalizzata. Evidenziano i consiglieri. Secondo i dati forniti dalla SP CGIL Veneto, circa un pensionato su tre nella regione riceve la pensione imposta e utilizza il postomat per i prelievi. I tagli colpiranno soprattutto le zone periferiche e le province di Belluno e Rovigo, dove la carenza di infrastrutture rende ancora più difficoltoso raggiungere gli uffici postali alternativi. Inoltre, avvertono i consiglieri DEM, questa situazione potrebbe aumentare il rischio di truffe informatiche, colpendo proprio gli utenti meno abituati ai canali digitali. Montanarello e Camani concludono chiedendo alla Regione di intervenire per tutelare i cittadini, mettere in campo le adeguate contromisure è un dovere della Regione per garantire a tutti i veneti, e in particolare agli anziani, il diritto ai servizi essenziali e accessibili. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.